Il villaggio Mosè è lo stato di salute della popolosa frazione di Agrigento. Vi è un degrado imbarazzante, prove emblematiche di un abbandono senza precedenti. Le condizioni di vivibilità sono ai minimi termini. Lo stato di incuria è sotto gli occhi di tutti, ma nessuno finora ha preso provvedimenti per riqualificare le vie e le piazze. Negli anni sono stati promessi interventi di manutenzione, di rifacimento di strade, marciapiedi, verde pubblico e di pulizia straordinaria. Impegni mai mantenuti e adesso i residenti del villaggio Mosè dicono basta e tirano fuori tutta la loro rabbia. Nel turbine che non si vedono. Le strade, ha 35 anni che abito in questo villaggio, proprio in questa zona, diciamo via di Oscuri, via Brancati, da 35 anni che non vengono asfaltati. Viene da vomitare soltanto a pensare di pagare acqua, che arriva soltanto aria e si paga l'acqua. La spazzatura che paghiamo e non si sa, la dobbiamo portare noi nel cassonetto e pulire per strada, levare l'erbaccia, la leviamo a spese nostre. Se questo è il comune di Agrigento, ci dice che siamo cittadini né di Serie A e manco di Serie B, vuol dire che siamo del terzo mondo. A 10 metri c'è un locale, il ristorante Lo Zingaro. I bidoni che erano sulla statale l'hanno portato a 10 metri dal ristorante, a 5 metri dal panificio. Il villaggio Mosè rappresenta oggi come oggi il villaggio più importante di Agrigento. Il campo di calcio è chiuso da mesi, inagibile, ma utilizzato per discarica dagli incivili e per rifugio dagli animali randaggi. L'ingresso è invaso dalle pulci, denunciano i residenti che invocano un intervento urgente di disinfestazione e derattizzazione al comune di Agrigento. Ed eccoci all'interno della villetta comunale del villaggio Mosè, o meglio quella che sarebbe dovuta essere un'oasi di benessere e relax per i residenti e non solo. La struttura è completamente abbandonata a se stessa e gli abitanti protestano. La villetta del villaggio Mosè continua a essere abbandonata. Devono levare a terra per abbandonare tutte le cose. Sì. Si prego, se ne sindaco di Cinerecà bisogna cercare a me, o signor Zaccarella. Ne parleremo tante cose. Sono venuti qua assessori, consiglieri comunali, sono venuti persone che contano anche al comune. Vengono a vedere la villetta, domani facciamo questo, la signora Passarello, la signora, non lo so, la moglie di l'altra assessore che è rientrata nella giunta di Marco. Io non parlo male di Marco perché Marco è una brava persona, è un sindaco adatto per governare Agrigento, però è attorniato delle certe persone che a fianco lui non se le merita. Va bene? Non parliamo male del sindaco, sono gli altri che non sono degni di stare al comune. C'è una villetta che bisogna anche curarla, non quella di San Leone o quella di altri del villaggio Peruzzo o di altre persone. Mancano dei sedili, manca tutto a villaggio Mosè. E domani pomeriggio, giovedì 13 ottobre alle ore 16:30 al villaggio Mosè, nei locali della scuola media Federico II, si svolgerà un incontro tra i residenti della popolosa frazione di Agrigento per presentare i contenuti di un esposto denuncia alla magistratura per la mancata urbanizzazione del villaggio Mosè. Per poter partecipare alla riunione, gli abitanti devono munirsi di documento di riconoscimento.